Sanremo 2021, Achille Lauro anche nella seconda serata del festival lascia tutti senza parole con la sua geniale e sconvolgente esibizione. Anche quest'anno regala al pubblico le sue performance scenografiche piene di significato. In questa seconda serata si è esibito svelando la prima delle 5 lettere del gioco dell'impiccato, ossia la L. La parola in questione potrebbe essere proprio Lauro. Dunque, in queste 5 serate potrebbe interpretare più versioni di se stesso, svelando le parti più nascoste della personalità di un artista definito geniale e sorprendente. Andiamo nei dettagli del quadro di Lauro della seconda serata. Nella sua performance Achille coinvolge l'attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra, già protagonisti del suo successo Bam Bam Twist. Godere è un obbligo, Dio benedica chi gode, recita così Lauro e poi dà il via alla sua canzone. Questa sera con un tributo a Mina e rock and roll è una regina e demonio e divinità e trasgressione. Questo è Achille Lauro. Ogni volta che si esibisce attira l'attenzione di tutti, così come aveva fatto l'anno scorso in gara con Menefrego, presentandosi in una veste diversa per ognuna delle serate. Definito geniale e supremo come ogni sua performance che mette in scena, ha il potere di incuriosire anche chi lo critica. A voi i commenti, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!